Buongiorno a tutti, Fiore Terzariol di Ferra Treviso Vicenza e Belluno. Ci troviamo qua oggi sulla base di una richiesta che è stata fatta ufficialmente proprio dal nostro consorzio alla Regione del Veneto per richiedere la firma sulla lotta obbligatoria per tutti i vigneti della provincia di Treviso sulla lotta alla flavescenza dorata. Noi approfittiamo in questo caso di avere nelle nostre vicinanze anche l'istituto sperimentale, che adesso si chiama CREA, quindi di viticoltura e di enologia, la dottoressa Angelini, Elisa Angelini, ricercatrice di nota fama, non solo qui nel nostro locale, ma a livello già ormai internazionale, perché è inutile che te ridi tanto perché sei stata anche in Cile, eccetera. È giusto riportare anche questo. Su questa malattia lei ne sa più di tutti gli altri e quindi insieme naturalmente ad altri ricercatori, allo stesso professor Carlo Duso che ci ha sempre accompagnato anche in queste ricerche, oggi ci parlerà prettamente della flavescenza dorata. E io mi chiedo, ma cos'è questa flavescenza dorata alla fin fine? La flavescenza dorata è una malattia epidemica, come il coronavirus in un certo senso. Però diciamo che per le viti è molto peggio, perché come potete osservare, queste viti sono state tolte perché erano ammalate della flavescenza dorata. Questo è il sintomo. Il problema è che la vite che ha questa malattia non produce più e soprattutto è molto contagiosa per le altre viti vicine. Mi scusi dottoressa, ma lei adesso ha spiegato come si presenta la malattia, cos'è eccetera, ma chi è che la porta in giro questa malattia? Resta qui, resta ferma, localizzata, oppure c'è qualcuno che ci pensa, al di là di chi ha pensato molto prima dell'insetto che adesso lei parlerà? Quale capire? C'è un insetto vettore che tutti purtroppo conosciamo perché c'è un decreto appunto di lotta obbligatoria, lo Scaphoideus titanus. Ve lo posso mostrare. Attenzione. Ma cos'è una lepre? È una cicalina. È una cicalina. Queste sono le forme larvali, le ninfe, le neanidi anzi. Sono ancora piccole perché ci troviamo ancora all'inizio di giugno. Questo però, che sembra un insetto così innocuo, è innocuo solo finché non c'è la malattia presente. Quando c'è la malattia, lui si nutre su una pianta e passando a un'altra pianta lo trasmette. E quindi, purtroppo, per noi è un grave problema. Da così piccolo crescerà, diventerà più grande, diventerà infettivo, adesso ancora non lo è, e purtroppo causerà l'epidemia. Ma contro questo insetto c'è qualcosa da fare? Ci sono degli interventi anche per la vita agronomici, fitosanitari da attuare? Certamente, infatti non è una malattia nuova, in realtà ce l'abbiamo qua in Italia fin dagli anni 90 e fin da allora è stata combattuta, solo che in questo momento ci troviamo in un periodo di recrudescenza della malattia. Abbiamo diversi tipi di cose che si possono fare, sono tutti interventi preventivi, perché purtroppo una volta che la vite è ammalata così non può più guarire. Quindi bisogna controllare bene il proprio vigneto e togliere le piante sintomatiche perché sono fonte di inoculo. Bisogna poi appunto purtroppo combattere l'insetto vettore e l'unico modo che abbiamo è tramite prodotti insetticidi e quindi monitorare poi sia la presenza di sintomi che del vettore in vigneto. Dottoressa Angelini, lei ha parlato di prodotti fitosanitari e quindi di insetticidi che sono adibiti al contenimento di queste popolazioni di insetti, di queste cicaline. Quali sono? Sono quelli dettati dalle linee tecniche anche della nostra regione, della regione del Veneto? Assolutamente sì, assolutamente. Nei protocolli della regione Veneto sono tutti indicati e sono divisi in due parti, quelli per l'agricoltura biologica e quelli per l'agricoltura invece a conduzione integrata. Purtroppo non abbiamo più tanti, perché sapete con la revisione europea molti prodotti sono stati eliminati e allora abbiamo intanto nella viticoltura integrata abbiamo il flupiradifurone, abbiamo l'acetamiprid, abbiamo l'indoxacarb che però è più indicato per le tignole e dopo abbiamo l'etefenprox. Purtroppo ci fermiamo qui. La crinatrina anche, mi scuso, ho dimenticato. Per quanto invece riguarda la conduzione biologica, i prodotti che purtroppo sono meno efficaci sono il piretro prima di tutto, che però è fotolabile, quindi va
usato con accortezza assolutamente, piaccare di sera, eccetera. E poi abbiamo una serie di altri prodotti che sono l'olio di Neem, abbiamo i sali di potassio, abbiamo la Boveria bassiana, possiamo usare anche il caolino. Sono tutti indicati comunque nel decreto, e però sappiamo che purtroppo hanno un'efficacia abbastanza bassa. Per questo nel decreto della Regione Veneto sono indicati 2 trattamenti insetticidi obbligatori quest'anno per il biologico e 1 invece per l'integrato. Lei parlava dell'utilizzo di questi insetticidi, così tanto per ricordare anche ai nostri utenti, ai nostri viticoltori, i momenti ottimali per l'utilizzo di questi prodotti, che sono naturalmente da utilizzare in maniera diversa dai fungicidi, quindi contro la peronospora, contro l'oidio, eccetera. Solitamente bisognerebbe scegliere il momento in cui magari l'attività trofica alimentare dell'insetto, ecco, è attiva, e quindi quando è che sarebbe opportuno posizionarli e come? Diciamo che in questo tipo di lotta è fondamentale prendere il momento giusto, perché se faccio l'insetticida troppo presto o troppo tardi non funziona, non fa il suo scopo. Quindi troppo presto non colpisco il mio insetto vettore, troppo tardi la malattia è già stata trasmessa. Dovete sapere che l'insetto vettore può trasmettere solo da quando ha lo stadio larvale più grande di quello che abbiamo appena visto, quindi da quarto e quinto stadio larvale, e poi da adulto. Per cui lo scopo del trattamento è di colpire l'insetto ed ucciderlo il più possibile prima che sia infettivo. Quindi non è infettivo appena nato, bisogna aspettare circa un mese. Quindi oggi siamo l'11 di giugno, la settimana prossima più o meno, in pianura un po' prima, in collina circa una settimana dopo, sarà il momento ottimale per fare il primo trattamento. Dottoressa, abbiamo parlato un po', abbiamo fatto un po' un'idea, abbiamo avuto un'idea di come si presenta la malattia, come si combatte, quando utilizzarla, eccetera, eccetera, eccetera. Nel proseguo però della stagione bisogna fare pur qualcosa per vedere se le cose stanno funzionando oppure no. Quindi mi sembra che il monitoraggio sia una cosa essenziale. Su cosa si fa il monitoraggio? Sulla base di cosa? Certamente, hai toccato proprio un punto chiave, che è la continuazione, senza la quale non possiamo dire di aver fatto una lotta corretta. Quindi, una volta trattato con gli insetticidi, dobbiamo mettere verso l'inizio di luglio, quando abbiamo gli adulti che cominciano a volare, delle trappole gialle come la mia mascherina, con la colla. Perché? Così, se ci sono insetti, si attaccano e io posso vedere se il mio trattamento ha funzionato oppure no. Se nelle trappole ci sono ancora tanti insetti, bisogna purtroppo trattare un'altra volta. E mi raccomando, i trattamenti sono da fare tutti insieme, tutto il comprensorio, e se possibilmente anche negli stessi giorni, perché l'unione fa la forza, giusto Fiorello? Assolutamente sì. Per tale motivo il monitoraggio, che quindi deve quello che ti darà l'ok, la garanzia che si sta facendo un lavoro adeguatamente, con risposte che diano la possibilità di risolvere questo benedetto problema. Noi torniamo invece a tutto ciò da dove è nato, quindi con il presidente del Condifesa di Treviso Vicenza Belluno, Valerio Nadal, il quale è stato, diciamo così, il primo attore, colui che ha creduto sulle necessità e sulle proposte. È stato fatto dal gruppo tecnico viticolo del Veneto Orientale, che noi coordiniamo, presidente come Condifesa di TBB, naturalmente con le associazioni di categoria e con l'apporto scientifico da parte del CREA, che la dottoressa Angelini ha discusso e ha parlato e esposto fino adesso. Quindi questa è stata la proposta da parte del Condifesa, di richiedere alla Regione del Veneto di firmare un decreto di lotta obbligatorio che portasse l'obbligo a tutte le aziende viticole di fare il trattamento tutti quanti insieme contro lo Scaffidera titanus, per debellare questa patologia, questa recrudescenza della malattia conosciuta come flavescenza dorata, che ci sta creando dei grossi problemi. Condifesa non fa solo questo, fa anche tante altre cose. Comunque a lei bisogna riconoscere il merito che abbia dato il via a questo grosso risultato che abbiamo ottenuto anche in provincia di Treviso, e non solo, anche a Vicenza e anche nel Veneziano. A lei, Presidente. Io come Presidente del Consorzio dico che è stato un nostro dovere intervenire in questo momento su questo problema che sta devastando la nostra economia, soprattutto la zona del Prosecco e tutte le zone che noi rappresentiamo. Abbiamo cercato di intervenire a livello regionale con le istituzioni, al quale ci ha risposto subito, condividendo questo progetto. Abbiamo interpellato le associazioni di categorie, consorzi di tutela e a CREA, il centro di ricerca. Volevo dire buone pratiche agronomiche,
bisogna essere attivi sulle buone pratiche agronomiche, però non basta questo. Noi come Consorzio di Difesa vogliamo integrare il tutto, dobbiamo fare anche economia. Siamo oggi il consorzio che è riconosciuto a livello ministeriale come organismo di gestione dei fondi mutualistici agevolati. Pertanto, qualora si verificassero danni che superano la soglia del 30%, interviene economicamente il Consorzio di Difesa. Ecco, noi ci siamo, vogliamo essere presenti non solamente per danni catastrofali come lo è stato domenica, dove ci sono stati danni di oltre 5 milioni di euro, ma anche per danni da fitopatie. Noi dobbiamo cercare di tutelare l'agricoltore nella forma diretta sul reddito, sia dalla produzione sia dagli eventi climatici.